Lesioni, minacce ed odio razziale, 7 arresti a Verona, 29 indagati dall'aggressione in Viale Mazzini al blitz durante la partita contro il Qatar, il procuratore logica del branco. Tragico schianto in A4 all'altezza del casello di Verona Est, deceduto un uomo, 2 persone ricoverate in ospedale, traffico chiuso in direzione Milano, pesanti disagi. La morte di Alex Marangoni, vigili del fuoco questa mattina all'abbazia di Vidor dai droni, nessuna risposta. Intanto alle 10 domani a Marcon i funerali del 25enne. Maltempo da record, vento e grandine sferzano la Marca, nubifragio Vittorio Veneto, bomba d'acqua in Val di Zoldo, 2 frane in Fadalto, intrappolate 2 auto e un camion. Il quadrilatero di Vicenza tra rissa e droga, all'alba rissa tra immigrati, uno dei 2 tenta di strangolare il rivale con i cordoni dei pantaloncini, arriva la polizia. Controlli dei NAS nelle farmacie per verificare la corretta distribuzione dei farmaci, denunciato un'infermiera che usava false ricette per acquistare ansiolitici. 20 milioni da Ca' Foscari, Treviso dà in concessione l'ex IPAB Turazza, i metri quadri diventano 10.000, oltre 6.000 studenti saranno ospitati in città, il sindaco Conte, ora i servizi. Tutto pronto per festeggiare il centenario della sezione Monte Ortigara, Asiago attende i suoi alpini, la diretta di Media Nord-Est domani dalle 8:45. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'operazione della polizia di Verona, 29 persone indagate, 7 arrestate per minaccia e lesioni aggravate, tutti soggetti conosciuti alla polizia operanti negli ambienti dell'estrema destra, diversi gli episodi contestati, tra i quali l'aggressione ai danni di un 14enne in Viale Mazzini a Verona. Sono 6 veronesi e un trentino di età compresa tra i 19 e i 27 anni le persone finite questa mattina agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine della Polizia di Verona, che vede coinvolte complessivamente 29 persone. I reati contestati sono lesioni, violenza privata, minacce e danneggiamento pluriaggravati. Tra gli episodi più gravi l'aggressione in via Mazzini ai danni di un 14enne, nel video diffuso dalla polizia la fuga del branco. In queste immagini invece le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini in corso Porta Nuova. Erano in corso le fasi finali del campionato di calcio in Qatar. Per questo episodio il giudice ha riconosciuto l'aggravante della finalità dell'odio e della discriminazione razziale. 2 degli arrestati sono stati identificati anche tra i 67 tifosi italiani che lo scorso 15 giugno a Dortmund, prima della partita Italia-Albania del campionato europeo, sono stati intercettati dalle autorità tedesche poco prima di aggredire un gruppo di supporter albanesi. Con sé avevano passamontagna, bombe carta e materiale atto ad offendere. Tutti i tifosi sono stati sottoposti ad un fermo preventivo. Uno dei 2 veronesi fermati in Germania è risultato anche destinatario di un daspo internazionale. Nella misura cautelare il GIP ha sottolineato come molti degli indagati abbiano commesso i fatti nonostante fossero già stati denunciati in stato di libertà o destinatari di provvedimenti amministrativi da parte del questore, facendo emergere totale sprezzo per le autorità. Dalle evidenze investigative acquisite dagli uomini della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, gli indagati sono stati ritenuti incapaci di contenere i propri impulsi e veicolare le proprie idee in modo pacifico, traendo dunque dal gruppo di appartenenza incitamento e approvazione. I soggetti sono tutti nomi e volti noti alle forze di polizia, alcuni gravitano nel gruppo Ultra Northside del Chievo di Verona, altri noti per la loro militanza nei contesti dell'estrema destra scaligera. Nuovo sopralluogo oggi sulla scarpata dell'abbazia di Vidor, dove sarebbe avvenuta la morte di Alex Marangon. Nemmeno i droni però riescono a fare chiarezza, resta il mistero. Nemmeno i droni di ultima generazione alzati in cielo a metà mattina sono riusciti a notare e cogliere tracce del possibile passaggio di Alex lungo i 15 metri della scarpata tra il terrazzamento di pietra dell'abbazia di Vidor e le acque del Piave. Nessun ramo rotto, nessuna traccia eloquente su arbusti e cespugli, nemmeno l'eventuale arma del delitto, visto che il fascicolo aperto in procura resta per omicidio volontario. Un sopralluogo meticoloso durato circa 4 ore, una vera e propria mobilitazione. Sono le 9:30 del mattino
Noi qui davanti all'abbazia di Vidor stanno confluendo uomini e mezzi, i carabinieri e i vigili del fuoco innanzitutto. Ad aprire i cancelli dell'abbazia alla colonna di veicoli che si snoda tra i campi è lo stesso conte da Sacco, proprietario della struttura, il primo a lanciare l'allarme all'alba di domenica 30 giugno quando Alex non si trovava. Oltre ai piloti di droni, a entrare in azione sono stati anche gli operatori del nucleo speleo-fluviale, circa una decina tra chi si è calato con le corde lungo i dirupi e chi ha perlustrato a terra le rive. Niente, nessun segno di una possibile traiettoria fatale, di un rotolamento o scivolamento. Restano aperti quindi tutti gli interrogativi sugli ultimi istanti di vita del 25enne di Marcon, compreso il volo dalla terrazza. Chi conosce la zona racconta di un luogo noto, soprattutto in passato, per i tuffi. Da fuori si saltava anche i muri dell'abbazia, si buttava. Quindi quella zona era nota per i tuffi, quindi si può accedere al Piave direttamente con un salto? Sì. Anche quest'anno ho visto ragazzi buttarsi. No, l'altro anno, sì, parecchi. C'era anche una fune, questi andavano con la fune e poi si mollavano. E anche incidenti abbastanza gravi. Anche l'ipotesi del volo da sola però dice poco o nulla. La convinzione dei familiari, già espressa più volte, è che Alex sia stato rincorso magari dopo aver visto qualcosa che non doveva vedere. Insomma, una caduta non accidentale, come peraltro indicato dall'autopsia, esame che ha convinto la procura stessa a procedere per omicidio senza abbandonare però nessuna pista. Di manovra investigativa in corso parlano gli inquirenti anche relativamente all'audizione dei partecipanti al rituale su cui c'è il massimo riservo. L'acqua del Piave intanto continua a scorrere con forza e ne aveva molta di più 2 settimane fa al momento della scomparsa del giovane, poi ritrovato 6-7 chilometri più a valle, ma per quanto scorra il Piave continua a trattenere il mistero della morte di Alex. Ed ora il maltempo con un pomeriggio da incubo per il violento nubifragio che si è abbattuto tra le province di Treviso e Belluno, chiusa la statale Pontebana e chiusa la Lemagna per frane. Sentiamo. Dal caldo rovente all'annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Marca nel pomeriggio, lasciando una scia di devastazione che ha attraversato la provincia da ovest a nord. Alberi caduti, pioggia, vento e frane, bomba d'acqua sul Vittoriese. A San Giacomo il Meschio è esondato in via Mezzavilla, mandando sott'acqua una ventina di scantinati ed il piano terra di 5 abitazioni. Abbiamo attivato i COC e quindi adesso interverranno l'antincendio boschivo per cercare di asportare l'acqua, dalle case. Sul Fadalto si è nuovamente messa in movimento la storica frana che ha scaricato sulla statale 51 un'enorme quantità di sassi e detriti. Un'altra frana poco distante ha interessato sempre la Lemagna tra la Vallapisina e l'Alpago. 2 auto ed un mezzo pesante sono rimasti intrappolati tra i 2 smottamenti. Non ci sono state conseguenze a persone o cose, ma tanta paura e circolazione bloccata. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il maltempo ha sferzato tutta la fascia pedemontana della Marca e l'alta pianura, interessando una ventina di comuni. Qui siamo a Spresiano. In pochi minuti il temporale violentissimo ha fatto cadere decine di alberi, bloccate diverse strade, compresa la Pontebana. Sono caduti quanti alberi, Beppi? Ecco, parecchi alberi in Pontebana, bloccato il traffico per un'oretta. Via Vecellio, la Pontebana, la provinciale piena di alberi, via 24 maggio. In Villa Assina adesso mi sono arrivati messaggi che sono collassati alti alberi e poi questa è abbastanza evidente, ecco, via Adige, via Colombo, quindi preso bene Spresiano, ecco, sto giro qua ci ha preso proprio in pieno. Il forte vento ha fatto volare in strada la copertura di un capannone nei pressi dell'ex filatura San Lorenzo. Dei rami hanno centrato in pieno una vettura, per fortuna non ci sono stati feriti. A Montebelluna il fortunale ha devastato l'area dove sono state allestite le strutture del Music Festival Matto Rosso, facendo saltare la prima serata. Ovunque si sta lavorando alacremente per ripristinare i danni il prima possibile. Molto più lunghi invece saranno i disagi per la frana del Fadalto.
Ed alberi abbattuti e smottamenti anche nel Bellunese tra la Val Visdende e lo Zoldano, anche se fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, attorno all'ora di pranzo ha comunicato una colata di detriti tra Dont e Forno di Zoldo, oltre ad allagamenti discantinati, decine le richieste di intervento al 115 dei vigili del fuoco, anche da Rocca Pietora, Euronzo, Selva di Cadore, Feltre, Tambre, Alano di Piave e Lentiai. Sopra la Valle delle Comelle, a Canale d'Argordo, il SUEM e il Soccorso Alpino hanno recuperato 9 escursionisti che erano rimasti bloccati sul sentiero dell'Alta Via numero 2, bloccati tra 2 corsi d'acqua. Ingrossati, infreddoliti e scossi dalla situazione, sono stati recuperati con l'elicottero e riportati a valle. Ed ora la notizia dell'ennesima tragedia della strada. Si è verificata nella notte nel Veronese lungo l'autostrada A4 all'altezza di Verona Est, nella careggiata in direzione Milano. Coinvolte 2 auto, pesante il bilancio, una persona deceduta e 2 feriti, uno in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo però per uno degli occupanti la vettura non c'è stato nulla da fare sul posto, anche la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della tragedia. Ed ora con la cronaca andiamo a Vicenza, dove è sempre più forte l'allarme sicurezza in zona stazione, l'ennesima rissa, vediamo. Violenza in strada, scene tratte dalla foresta urbana di Viale Milano a Vicenza, dove si consuma l'ultima rissa tra immigrati. Una scena scioccante, quella a cui i cittadini che abitano nel quartiere sono costretti ad assistere, richiamati dalle urla provenienti dalla strada. Sono le 5:30 del mattino quando inizia una lite furibonda. Chi vive nella zona viene svegliato di soprassalto da questi personaggi che evidentemente a quell'ora sono in giro. Si prendono furiosamente a pugni, a calci, si accapigliano. Dai video girati da chi vive nelle palazzine che si affacciano su Viale Milano, gli sfidanti che si affrontano a torso nudo sarebbero principalmente 2 ed altri stranieri cercano di dividerli. A quanto pare sarebbero state lanciate anche delle bottiglie di vetro, forse un regolamento di conti. Certo è che nella zona, un reticolato di strade noto come il Quadrilatero, accanto alla stazione ferroviaria e a Campomarzo, la tensione è sempre più alta. Qualcuno ha chiamato la polizia, ma quando le volanti si sono precipitate sul posto, il gruppo di immigrati si era già dileguato. Restano sulla strada macchie di sangue e poi la rabbia, tanta rabbia, l'esasperazione di chi vive in questo piccolo inferno urbano. Controlli dei NAS nelle farmacie per verificare la corretta distribuzione dei farmaci. Denunciata un'infermiera che usava false ricette per acquistare ansiolitici. False ricette per poter acquistare senza problemi numerose confezioni di benzodiazepine, potenti ansiolitici che devono essere assunti solo dopo la prescrizione medica. Nei guai un'infermiera dell'Alta Padovana. La donna infatti è stata denunciata dai carabinieri del NAS di Padova, che in questo periodo hanno intensificato le attività di verifica nelle farmacie del territorio per accertare la corretta distribuzione dei farmaci dietro presentazione di prescrizione medica. In una farmacia dell'Alta Padovana sono state rintracciate delle false ricette mediche destinate al ritiro di farmaci usati per la cura dell'ansia e dell'insonnia. Denunciata per falso materiale una 46enne infermiera che in più occasioni aveva utilizzato la documentazione contraffatta per ritirare più confezioni di farmaci. Il mondo del giornalismo veneto in lutto. È stata trovata priva di vita nella sua abitazione la giornalista Laura Tedesco, firma del Corriere del Veneto, nella sede di Verona. La sera prima aveva accusato un malore in redazione. Questa mattina, giorno del suo compleanno, colleghi e familiari avevano tentato invano di mettersi in contatto con lei. Immediato l'allarme lanciato ai soccorsi. Quando sono entrati in casa, purtroppo per Laura non c'era più nulla da fare.
Il cordoglio del presidente della regione Zaia, con profonda commozione e tristezza, scrive il governatore, apprendo della scomparsa di Laura Tedesco, nata a Montebelluna nel 78. Laura ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica, diventando una voce rispettata e autorevole nel panorama dell'informazione regionale. La sua lunga carriera è stata caratterizzata da un impegno costante, un'integrità ineccepibile, una passione straordinaria per la ricerca della verità. Così il presidente Zaia. E il gruppo Media Nord-Est si unisce al cordoglio, si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi del Corriere del Veneto. La Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Regione, ma all'orizzonte ci sono nuovi problemi come il taglio di 85 milioni ai comuni veneti deciso dal governo per i prossimi 5 anni. In nome del popolo italiano, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2023. Dal punto di vista economico e finanziario è una regione in ottima salute, ha disponibilità economiche che non hanno altre regioni, ha difficoltà come tutte le altre regioni, come tutto il paese sostanzialmente. A Venezia la Corte dei Conti ha verificato il rendiconto finanziario del 2023 della Regione, presente Luca Zaia e i diversi esponenti della Giunta. Un risultato economico di 87 milioni di euro, un patrimonio netto di 2.759 milioni e una situazione patrimoniale di 10.588 milioni. Ma dove girano tanti soldi, arrivano anche tanti appetiti, ha aggiunto il procuratore regionale Ugo Montella, che tra poco sarà trasferito in Abruzzo. Appetiti di criminalità organizzata. Noi abbiamo visto una esplosione delle truffe, soprattutto nell'ambito dei bonus vari, nell'ambito del PNRR, quindi truffe strutturate, non il piccolo truffatore, ma parliamo di truffe milionarie dove le indagini diventano complesse e questo è un percorso da attenzionare. Alla Corte dei Conti si parla anche di opere viarie per le Olimpiadi e di consumo del suolo, ma preoccupano anche i nuovi problemi all'orizzonte, a partire da quel taglio di 85 milioni di euro in 5 anni deciso dal governo agli oltre 500 comuni del Veneto. Cercheremo di capire poi alla fine se accadrà questo. Intanto c'è questo annuncio, dopodiché dagli annunci arrivare proprio alla fase esecutiva abbiamo capito che in questo paese gli annunci servono anche per iniziare un dibattito. Poi non sono io a seguire questa partita, è una partita nazionale e leggo anch'io notizie rispetto a questo. Fa poi discutere il decreto del governo sulle liste d'attesa che scavalca in senso centralista le regioni. Io apprezzo la volontà del governo di investire sull'abbattimento delle liste d'attesa. È un percorso che dobbiamo fare assieme. Penso che soprattutto in un momento come questo andare a intaccare l'autonomia delle regioni non serva a nulla rispetto a questo. Sono convinto che poi troveremo una soluzione comune come deve assolutamente accadere, a prescindere dalle posizioni politiche. Ed ora un'ultima ora di cronaca appena battuta dall'agenzia ANSA, arriva da Verona ed è la notizia purtroppo dell'ennesimo omicidio che si è verificato nella nostra regione. Questo è in ambito familiare, alla Zise. Un uomo di 46 anni ha coltellato a morte il padre 67enne. La tragedia è avvenuta nella casa del figlio. L'omicida al momento si trova in ospedale, poi sarà accompagnato in caserma per accertamenti. 20 milioni da Ca' Foscari Treviso, dà in concessione l'ex IPAB Turazza. Sentiamo. Treviso cambia volto e diventa di fatto città universitaria. L'accordo siglato questa mattina a Ca' Foscari con la rettrice Tiziana Lipiello porta a casa un investimento per la città della durata di 30 anni. Venezia mette sul piatto 20 milioni di euro. Treviso dà in concessione attraverso l'IPAB Turazza altri 4.000 metri quadrati di struttura già agibile. Siamo passati da 6.000 metri quadri oggetto oggi di riqualificazione a ulteriori 4.000 per superare il totale 10.000 metri quadrati destinati alle studentesse, agli studenti e ai servizi legati all'università. Quindi un passo importante. Ringrazio la magnifica rettrice Tiziana Lipiello perché ha condiviso fin dall'inizio l'obiettivo di una città e di una comunità di diventare città universitaria. Il campus universitario si amplia e si prepara ad ospitare fino a 6.000 studenti. Ora bisognerà lavorare ai servizi. È di questa mattina, poco dopo l'accordo, la chiamata del sindaco Mario Conte ai due presidenti di Camera di Commercio e Confindustria Veneto Est. Mi sono sentito col presidente Pozza
e con il presidente Leopoldo Destro per condividere la soddisfazione e per cominciare a progettare i prossimi 30 anni di uno sviluppo non di una città ma di un territorio che guarda all'università come un elemento fondamentale per la crescita. Servizi ma anche uno sviluppo urbanistico adeguato. Oltre all'Ateneo di Venezia c'è quello di Padova con il campus, la cittadella sanitaria e la caserma Salsa. Oggi possiamo pianificare uno sviluppo della città attorno e con l'università importante. Una batteria di missili a cortissimo raggio sarà data in supporto alla brigata americana in base a Vicenza. La disposizione, a quanto si apprende da fonti informate, è stata autorizzata dal governo italiano. La batteria, si apprende ancora, sarà fornita per essere impiegata a supporto dell'eventuale protezione delle forze USA e non è previsto lo schieramento sul territorio nazionale. Per la prima volta, dopo oltre 500 anni dalla fondazione della fabbrica di San Pietro, 2 donne entrano a far parte dell'organico dei sanpietrini manutentori della Basilica Vaticana. Una di loro è una 26enne padovana. Si chiama Lisa Maniero, ha 26 anni ed è di Abano Terme, arriva da un lungo percorso artistico, prima al Liceo Selvatico di Padova, poi all'Accademia di Belle Arti di Venezia e lei, insieme alla 21enne calabrese Miriana, la prima sanpietrina manutentore della Basilica Vaticana. Per la prima volta, dopo oltre 500 anni dalla fondazione della fabbrica di San Pietro, 2 donne entrano a far parte dell'organico dei sanpietrini. Lisa e Miriana hanno frequentato il corso per decoratori, stuccatori e muratori della Scuola Arti e Mestieri della fabbrica di San Pietro. Da anni è consolidata la presenza di mosaicisti dello studio del Mosaico Vaticano annessa alla fabbrica, ma mai prima d'ora le maestranze femminili erano entrate nel corpo dei sanpietrini. E domani grande giornata per gli alpini della sezione Monte Ortigara che ad Asiago riceveranno la cittadinanza onoraria, un evento che le reti media nord-est seguiranno in diretta dalle 8:45. Domani mattina alle 9, prima di tutto, il Consiglio Comunale di Asiago darà la cittadinanza onoraria alla sezione Monte Ortigara, dopodiché si darà in sfilata fino al Sacrario, faremo la deposizione di corona in onore ai caduti che sono morti in guerra, questi tanti giovani, sono 56.000 che sono morti per salvare la nostra patria, per la grande guerra che è il nostro centenario e nel segno della pace, per ricordare che abbiamo bisogno di pace in tutto il mondo. Tutto pronto per la grande festa dei 100 anni degli alpini della sezione Monte Ortigara che ad Asiago vivrà il momento clou sabato mattina e che il gruppo Media Nord-Est seguirà passo passo in diretta a partire dalle 8:45 per portare come sempre nelle vostre case tutte le emozioni di un evento tanto sentito. La città è pronta a raccogliere le penne nere e le tante persone che non vorranno mancare all'appuntamento e intanto gli uomini e le donne dell'esercito italiano hanno allestito ai piedi del Sacrario una speciale cittadella degli alpini. Questa è un'alpinatura, un evento particolare, non la classica cittadella della Dunata, quello che abbiamo visto a Vicenza qualche mese fa. È una cosa focalizzata soprattutto per la parte sportiva. Quindi al di fuori di vedere i nostri mezzi dell'esercito italiano, che vedete alle spalle, ma li vedete poi allestiti domani con calma, una tenda con tutti i nostri equipaggiamenti, i materiali che utilizziamo, c'è l'attività sportiva in quanto tale. C'è una palestra di roccia che potrà essere utilizzata e scalata con i nostri istruttori sia dell'esercito che dell'Associazione Nazionale Alpini. Ci sarà poi un percorso ginico-militare chiamato CrossFit, però è un qualcosa che facciamo fare ai ragazzi con degli step ben precisi, un istruttore che li spiega, gli guiderà lungo questo percorso e quindi potranno passare il tempo che vorranno qui da noi, qui nella Piazza degli Eroi, a fianco al Sacrario di questa bellissima città di Asiago. Chi è che sta lavorando qui? Qui ovviamente c'è il 7° Reggimento Alpini che è di Stanza Belluno, quindi per vicinanza geografica è quello che in zona viene sempre, il Comando Brigata Alpina Giulia che coordina l'attività con il nostro nucleo carabinieri presente e poi c'è il nostro 14° Reparto Comando che è quello che sta organizzando la parte sportiva, specialmente nel percorso ginico-militare. Gli istruttori di alpinismo sono del 7° Reggimento Alpini, vi aspettiamo domani dalle 9 in poi a vostra disposizione. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.